trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calze. Trovo molta difficoltà a capirmi e quindi a capire anche la mia musica, il che però credo che sia lo stadio migliore per poi arrivare a una nuova concezione della musica, se vogliamo, della vita in senso più generale. Quindi tu non hai dei messaggi da trasmettere? Se ce l'ho non lo faccio apposta, nel senso non è che credo di essere né un santone né un vate, che somiglia molto a Vater. Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più acqua azzurra, acqua chiara. Ebbi modo di scoprire un Lucio Battisti inedito, diverso da come ce lo avevano presentato fino a quel momento i giornalisti con cui lui da tempo aveva interrotto ogni rapporto. Lui si dimostrò non solo disponibile ma anche spiritoso, autoironico, una chiacchierata che mi permise di capire una cosa essenzialmente, che a lui fondamentalmente interessava solo la musica. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Come consideri la tua musica? C'è stato qualcuno che ti ha accusato di fare della canzonetta? La vita è proprio un contrasto di forze contrastanti, ammazza che bello italiano. Ossia, coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare. Il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. Delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto possono nascere cose molto belle.